In onda, Potere al Popolo. Si ritorna in studio in diretta 6 minuti dopo le 11. Un cordiale buongiorno da Sammy Varin, Potere al Popolo, Radio Libertà e la nostra controinformazione. Una controinformazione che purtroppo parte da una notizia appena battuta dalle agenzie che non si discosta da quello di cui vi parleremo tra 10 minuti. L'ultima ora del Corriere della Sera, un femminicidio nel Veronese, uccide la moglie a coltellate, arrestato. Lei aveva già fatto denuncia, ma poi aveva deciso di ritirarla. In passato aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici. Purtroppo un'altra uccisione, un altro errore di comunicazione. Ne parliamo tra pochissimo, anche di questi errori nei nostri comportamenti, in quelli dei più giovani, ma appunto anche in quelli dei più grandicelli. Abbiamo con noi un artista indipendente che tra poco ascolteremo con il suo nuovo pezzo. Con noi c'è Marco Galli. Ciao Marco. Sammy, ciao, grazie a voi per l'invito su un motivo a cui tengo molto. Guarda, non potevo fare altro che invitarti perché la tua canzone, che si intitola Capelli d'Angelo, servirà più di ogni discorso, più di ogni chiacchierata del politico in un telegiornale. Una canzone strappacuore, perché noi ci abbiamo lasciato il cuore nella notizia che tra poco riprenderemo, noi che facciamo la rassegna stampa, noi che mangiamo pane e politica ogni giorno e ci ritroviamo queste drammatiche notizie. Il 14enne che a settembre si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina, parliamo di Paolo Mendico, ci ha lasciato malissimo perché il suo è stato un errore di comunicazione gravissimo e qualcuno ha sottovalutato i segnali che arrivavano dai suoi stessi genitori, ad esempio Giuseppe Mendico, il papà di Paolo, che per più volte aveva segnalato queste problematiche di bullismo da parte forse dei suoi compagni. Chi lo sa, ne parleremo tra pochissimo, perché tra poco avremo proprio in linea Giuseppe che soprattutto ti vuole dire grazie, perché tu hai dedicato la tua nuova canzone Capelli d'Angelo proprio a questo ragazzino. Anche tu come noi sei rimasto colpito ed è bellissimo, signori, restare colpiti da queste drammatiche notizie. Il rischio è che ormai ci passiamo sopra, perché un morto in più, perché sì, sono problemi, ma d'altronde oggi è così, perché c'è l'Ucraina, perché c'è il Medio Oriente, quanti bambini, quanti ragazzi sono morti e stanno morendo ancora. Marco, grazie, lo dico prima di tutto io, per questo pensiero che hai avuto e che tra poco manderemo in onda, questo pezzo intitolato Capelli d'Angelo. Che cos'è questa canzone? Che cosa ti ha spinto? Che cos'è successo in te e quando hai sentito una delle tante notizie di morti? Perché purtroppo tanti ragazzi la stanno facendo finita, non fanno notizia o semplicemente c'è un riquadretto e poi ci dimentichiamo. Perché questo è diverso? La cosa che mi ha colpito, sai Sammy, cos'è? Perché forse è diverso. Intanto Giuseppe ha già ringraziato, è una persona squisitissima e sono contento che abbia accettato di essere poi in collegamento telefonico. Mi ha colpito questa cosa, cioè il fatto di tante volte diciamo manca la famiglia, manca il genitore, manca la mamma, il papà, ormai la famiglia si è sgretolata. In questo caso di Paolo la famiglia c'era e come, e il papà ha trasmesso una passione per la musica a Paolo notevole. Paolo era un ragazzo pieno di passioni, sapeva suonare il basso, la batteria, l'ho visto in alcuni video che si destreggiava molto bene, e questo è grazie alla figura paterna. Conosceva le canzoni, amava le canzoni di Lucio Battisti, un ragazzo di 14 anni oggi
Io ho bazzicato nelle scuole per attività musicali e lo faccio tuttora, non sanno chi sono questi giganti del nostro recente passato. Paolo lo sapeva e quindi mi ha colpito questa cosa qua, cioè il fatto che un ragazzo così appassionato alla musica abbia dovuto cedere a qualche cosa che non riusciva più a sopportare. Infatti nel testo poi ripeto peso alla schiena, peso dappertutto. È questo che mi ha colpito. Cioè i ragazzi che vanno in giro armati di coltelli li sappiamo, li conosciamo tutti i giorni. Io di Paolo purtroppo ne son venuto a conoscenza soltanto quando ha pensato di non farcela più qua. E questo mi ha colpito. E noi che siamo un altoparlante dobbiamo cercare di trasmettere ancora queste emozioni, queste sensazioni, questi errori appunto che si fanno a volte nella comunicazione, errori drammatici, perché qui qualcuno non ha ascoltato o ha fatto finta di non sentire o forse, chi lo sa, ha capito male. È importantissima da una parte la presenza della famiglia, ma d'altra parte la voglia di ascoltare. Qui sono tutti, e parliamo anche dei politici, tutti bravissimi a parlare, a parlare, a parlare, ma più nessuno ha voglia e tempo di ascoltare. Sammy, se me lo permetti, il bello della musica è che domenica scorsa il mio caro amico Maximilian Rio, che voglio ringraziare ancora, domenica si è dedicato alla produzione del brano per averlo oggi da mandare. Vedi, la musica fa queste cose qua, non guarda i calendari, le agende, se c'è un motivo forte si fa, e domenica ha dedicato il suo tempo per produrre il brano e quindi lo voglio salutare e ringraziare. Ciao Rio. E questa è la magia degli artisti indipendenti, che non dipendono da nessun ordine, da nessuna casa discografica che ti dice ma questo ti conviene farlo, ma questo no, meglio che non lo fai. Esatto. Sono artisti che cantano con il cuore e non soltanto per il portafoglio. Signore e signori, vi trasmetto la canzone di Marco Galli dedicata a Paolo Mendico. Si intitola Capelli d'Angelo. Stavo crescendo, mi piaceva studiare, o almeno provavo a farmi bastare, e non ho mai capito dove ero sbagliato. Mi guardavo allo specchio e poi sorridevo, ma fuori di casa avevo paura e non c'era dottore che avesse una cura. Così vado via, dietro un angolo in cielo, con questi capelli ci so stare da solo. Lascerò questo zaino e ogni peso che ho dentro, salirò su una stella e prenderò il volo, metterò nuove ali e andrò sulla luna, sarò più leggero, senza pesi alla schiena. Sono pochi i miei anni, ma fanno già male, come quelle parole che sembrano lame. Ho fatto finta di niente, ma non è bastato. Ho tagliato i capelli e mi sono sdraiato. Avrei dovuto restare, ma sentivo un dolore e non sapevo in che modo farlo tacere. Così vado via, dietro un angolo in
questi capelli ci so stare da solo. Lascerò questo zaino e ogni peso che ho dentro, salirò su una stella e prenderò il volo, metterò nuove ali e andrò sulla luna, sarò più leggero, senza pesi alla schiena, senza pesi alla schiena. Sento una mano che mi accarezza i capelli, deve essere un angelo e mi dice son belli. Ecco il pensiero di Marco Galli con la canzone Capelli d'Angelo, riservato a Paolo Mendico, il ragazzo che a settembre non ce l'ha più fatta e si è tolto la vita. Abbiamo con noi il papà di Paolo, Giuseppe Mendico. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Non è un buongiorno certamente, perché questa è una canzone che fa piangere e lo dico da giornalista cinico che legge ogni mattina la rassegna stampa. Giuseppe è uno dei tanti casi, è una delle cose drammatiche che ogni giorno accadono e succedono, ma non ci dobbiamo abituare a queste cose terribili e soprattutto la tua storia è la storia di nostro figlio, di nostro nipote, di una persona che vive quotidianamente la realtà e che quotidianamente purtroppo è in pasto a una realtà che non è più quella di un tempo, è cambiata la realtà tramite internet, i rapporti umani non sono più quelli, siamo diventati tutti più cattivi o, come dicevo prima, non abbiamo forse più voglia e più tempo di ascoltare. Qua mi fermo perché giustamente abbiamo con noi l'autore di questa canzone particolarissima, Capelli d'Angelo, Marco Galli, che ha voluto dedicare questo pezzo a tuo figlio e Marco, ancora una volta ti chiedo davanti al papà di Paolo perché gli altri non lo fanno? Perché gli altri artisti, quelli importanti, quelli fighi, hanno altro a cui pensare? No, c'è già stato un movimento, lo stesso cantante Damiano dei Maneskin ha fatto... Ha dedicato nel momento del suo concerto, certo, qualche istante, sì. Intanto posso salutarlo Giuseppe per la prima volta, perché noi ci siamo scambiati un sacco di messaggi, ma è la prima volta che ci sentiamo al telefono, vero Giuseppe? Sì, buongiorno. Un abbraccio grande, grazie di essere qui in questo spazio dedicato a Paolo, che non voglio assolutamente che rimanga una cosa caduta nel vuoto e questo è l'impegno che mi sono preso e attraverso la musica e tutto quello che è possibile lo facciamo assieme, Giuseppe, sei d'accordo? Sì, certo. Che sensazione ti ha lasciato questa canzone di Marco Galli, Capelli d'Angelo? Gliel'ho detto in privato, bellissimo. Non te lo aspettavi certamente, perché no, è un qualche cosa che viene dal cuore, come dicevo prima. Questi artisti sconosciuti a livello nazionale hanno una marcia in più perché probabilmente sono i migliori. Perché cantano non per fare soldi, non per il portafoglio, ma cantano per un'esigenza, per il cuore, per trasmettere quello che forse noi appunto non abbiamo più tempo, più voglia di fare, e trasmettere il vero amore per la vita e per una persona, tuo figlio, che non c'è più. E noi siamo qui ancora a chiederci perché, siamo qui a chiederci cosa c'è di sbagliato
in noi, dove stiamo sbagliando. Giuseppe, io non so se sei la persona migliore. Cosa c'è di sbagliato nell'essere diverso? Nell'essere, ma ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha un qualcosa di diverso, che è la cosa stupenda, essere diversi, ognuno di noi ha quel qualcosa di particolare. Io ad esempio sono pelato, sono un po' cicciottello, e anche da bambino. La musica. Giuseppe, il fatto che bravo, esatto, il termine diverso su Paolo io direi speciale, perché vedere un ragazzo... Per gli altri non è specialità, per gli altri è essere diversi. Là sta la differenza. Certo, e questo è il punto, certo, perché un ragazzo di 14 anni che sa suonare 3 strumenti e conosce le canzoni di Lucio Battisti intanto di Lucio Battisti e tante altre cose. Intanto c'è il merito tuo e vostro come famiglia, perché quando si dice la famiglia era assente, no, in questo caso c'era, e questa è la cosa che fa ancora più rabbia. Pensi che io poco fa ho scoperto addirittura che sono una persona che beve e che picchia, addirittura. Questo l'ho scoperto mezz'ora fa. Hai capito? Quindi ecco la differenza rispetto di popolo, giustamente, quindi di conseguenza di fronte a queste cose uno che deve fare? E poi dall'altra parte ci sta un ragazzo di 14 anni che suona, ama pescare, ama stare in famiglia, ama i genitori, è diverso. Ecco qua, certo, noi Giuseppe ci impegniamo a portare a tenere sempre vivo il ricordo di Paolo, affinché non solo sia un ricordo come qualcosa di passato, ma sia sempre presente, e per fare in modo che diventi veramente il simbolo di tutti i giorni. Lo so, lo vedo, ho visto, vi seguo, Sammy, loro Giuseppe anzi, ci stiamo pure trattenendo un poco per evitare situazioni strane, perché giustamente ci sta di mezzo la legge, quindi certo, ricordiamolo, praticamente le ispezioni del Ministero dell'Istruzione stanno confermando quello che voi avete sostenuto dall'inizio, cioè ma è normale, ma noi la cosa nostra bella è che noi diciamo quello che conosciamo, perché siamo certi di quello che stiamo dicendo, non ce le inventiamo le cose, assolutamente. Cioè Paolo è stato oggetto di continui episodi di bullismo senza che dirigenti, professori, personale scolastico prendessero sul serio quei comportamenti. Sono cose note alle forze dell'ordine, quindi faranno agli ispettori, quindi se gli ispettori hanno accertato determinate cose, molto probabilmente vuol dire che noi non siamo bugiardi. Certo. Giuseppe, ti posso fare una domanda da figlio, da fratello, da amico, come vuoi? Stai ancora suonando nonostante tutto quello che sia successo? Io non sono più da quando... No, Giuseppe, fallo Giuseppe, fallo, perché quello è il canale comunicativo che ti permette di avere nostro figlio Paolo, di poterlo comunque sentire, perché la musica trova questa forza, Paolo, e Giuseppe trova questa forza qua, trova questo canale comunicativo che soltanto la musica... È davvero da fare, da provare per avere ancora con te Paolo, perché lui quella chitarra ce l'ha ancora in mano, continua a suonarla e tu la devi suonare con lui ancora, finché salterà fuori una verità, finché forse capiremo dove abbiamo sbagliato, perché qualcuno qui, lo ripeto, non abbiamo sbagliato, hanno sbagliato, è diverso. Certo, ma io dico abbiamo sbagliato come noi, società, sì, ma anche noi che facciamo informazione, anche che la società ha sbagliato, ma se non mi interessa della società, a me interessa di mio figlio, chi ha sbagliato nei confronti di mio figlio, certo. È diverso, perché la società può essere quello che è, indubbiamente, però ci stanno delle responsabilità sicure. Questo sì, certo, e noi quello che ti promettiamo, Giuseppe, è di stare dietro a questa notizia. Io che leggo ogni mattina giornali su giornali,
non molliamo su questo argomento, dando spazio alle cose vere e non alle illazioni, perché ricordiamolo, i giornali devono vendere, devono scrivere, e quindi c'è anche un bullismo da parte dei giornalisti, che è la cosa più terribile. Sì, ci sono state delle cose che hanno detto che non sono per niente vero, che poi giustamente sono state smentite. Vabbè, lasciamo perdere. Trovano il tempo che c'è, quindi non è un problema per noi. Certo, è sempre... andiamo avanti con le nostre verità, quindi assolutamente sì, è sempre appunto la nostra società che sta sbagliando, e sta sbagliando gravemente nei rapporti che abbiamo tra di noi. Dove andiamo a finire? La speranza è ancora con artisti come Marco Galli, la sua canzone. Voglio ringraziare tanto sia Giuseppe che l'altro figlio, che è Ivan, che si sta dedicando molto dietro le quinte, giustamente, ma anche lui sta dedicando molto tempo a Paolo, perché loro ricevono quotidianamente disegni, lettere, canzoni, e quindi tutti i giorni. Quindi mi raccomando, Giuseppe, prendi in mano uno strumento e il modo per tenere qui Paolo. Vedrai che lo farà. Vedrai che lo farà presto. Vabbè, Giuseppe, grazie. Se dovesse succedere, ve lo faccio presente. Grazie Giuseppe, un abbraccio grande, ci sentiamo con calma. Grazie a voi. Grazie. Giuseppe Mendico, papà di Paolo, che rimane nei nostri cuori, e la sua notizia ci ha scioccato a settembre, il giorno prima dell'inizio delle scuole in tutta Italia, e non capiamo ancora adesso come possa essere accaduto, anche se qualche dubbiettino certamente arriva. Marco Galli, ci devi dire dove poter trovare questa canzone, Capelli d'Angelo, che è una canzone dolcissima e che forse dobbiamo riascoltarci più spesso, perché, ripeto, il dramma accaduto a Paolo è il nostro dramma, perché abbiamo dei figli, perché abbiamo dei nipoti che vivono in questa società, e se mai non li avessimo, e magari li avremo, ci chiediamo cosa lasciamo su questa terra, ed è di una gravità incredibile. C'è anche un motivo per cui uno molto volentieri fa a meno, si prende un cagnolino o un gattino, perché cominciamo ad avere paura e terrore del futuro di questo mondo. La tua canzone dà una dolcezza, dà una carezza anche a tutti noi, facendoci coraggio, ma soprattutto è un ricordo bellissimo per questo ragazzino, che rimarrà per sempre un ragazzino. Dove troviamo Capelli d'Angelo, Marco Galli? In questo momento la troviamo, è fruibile sulla piattaforma SoundCloud, Marco Galli cantautore, è lì che l'ho messa. Poi vedremo, sì, altre piattaforme troveranno interessante riceverla. Noi proviamo a metterla, la faremo, l'abbiamo prodotta domenica, per cui e io ti ringrazio perché me l'hai fatta avere in maniera velocissima, e per me è un grande onore, ancora di più perché faccio il giornalista, perché mi occupo di rassegna stampa, perché ho degli ascoltatori attenti e sensibili, però la mia speranza sarebbe anche che questo tuo pezzo, visto che ci stanno ascoltando anche colleghi, io faccio radio dagli anni '80, colleghi di altre radio, sarebbe bello che magari qualcuno addetto alla programmazione decidesse di inserirla in rotazione, questa canzone. Non sarebbe una idea, al posto di mettere i soliti pezzi dei soliti artisti, ogni tanto un piccolo spazio anche per chi canta in modo diverso la realtà. Perché no? Te lo auguro. Sammy, quello che è l'obiettivo su cui dobbiamo tutti concentrarci è fare in modo che un ragazzo che coltiva diverse passioni non sia visto come un elemento di disturbo da chi magari non ha nulla come passione, non ha stimoli, e parliamo spesso dei ragazzi che si perdono via con il cellulare e passano le giornate nell'oblio di questo mondo algoritmico, no? Per cui l'obiettivo è fare in modo che le passioni ai ragazzi siano uno stimolo per essere migliori, e non a vedere gli altri come un qualcosa, adesso è arrivato questo. No, arriva anche tu lì, dedicati a qualche cosa,
che ti affascini, che ti coinvolga. E questo, perché Paolo era effettivamente così, Paolo lo ribadiva, amava pescare, amava la musica, e non uno strumento, ne suonava 2 o 3. Quindi questa è la cosa. La musica, come può essere anche altre attività, lo sport, però ecco, cioè, poniamo tutti al centro questa faccenda. Hai detto una cosa molto bella: insegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti, la passione per qualche cosa che vada al di là del telefonino in mano, per cercare di insegnargli i veri valori della vita e insegnargli l'importanza della diversità. Ognuno di noi è diverso dagli altri, abbiamo la nostra magia, la nostra unicità, ed è stupendo a volte anche rimarcarla senza gli eccessi che qualcuno impone in determinate trasmissioni su determinate argomentazioni. Chiusa la parentesi. Marco Galli, grazie davvero. Io ringrazio ci hai voi, dato una speranza. Io ringrazio te, Sammy, e ringrazio la Radio Libertà. Seguiamola, seguitela. Grazie, a più tardi, a più tardi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Sono disperato, non ce la faccio più, non ce la posso fare, faccio fatica, ragazzi, ho una certa età, Allora, mi state chiamando, sono Alberto Acerbis, mi avete riconosciuto la voce, mica ogni volta devo presentarmi, sono mica, dai, è Alberto Acerbis. Molti di voi, più donne che uomini, si capisce, hanno chiamato per sapere se abbiamo ancora la crema alla bava di lumaca, perché arriva l'inverno, la nostra crema Rimas, che è una crema riparatoria. La nostra crema Rimas la trovate anche lì su olioacerbis.com, sezione cosmetica. Però attenti una cosa, non parliamo di una crema riparatoria, dai, diciamoci le cose come stanno. Io adesso vi dico, ma usa questa crema biologica, buona, soluzione all'80%, olio di argan, burro di karité, fatta in Italia, pazzesca, 35 euro, potete vendere al farmacista, ci guadagna ancora lui. E voi dimostrate 20 anni in meno, bene, no, non ve lo dico, ma neanche se venite qua sotto tortura. La crema Rimas alla bava di lumaca biologica è una crema riparatoria. Allantoina, collagene, elastina, sostanzialmente allantoina, collagene, elastina sostanzialmente sono i mattoni della nostra pelle. Dopo i 30 anni, re, papi, belli, brutti, sciori, non sciori, tutti, poeti, navigatori, noi produciamo sempre meno allantoina, collagene, elastina. Ecco che la nostra pelle invecchia, perde di colorito, di elasticità, di tono, viene aggredita dall'esterno, quindi le rughe. Voi mettete la crema riparatoria anche sulle macchie, sui brufoli, una cosa pazzesca, totalmente naturale. Attenti all'offerta che trovate sul sito chiamando 030 68 40 408 o il sito olioacerbis.com. Non sto scherzando, 3 creme alla bava di lumaca stamattina, 3, anziché 125 euro, 79 tutte e 3. Trasporto è gratuito, chiamate, dite Radio Libertà. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. No sound, no trace, no past to face. It wasn't me, or just to breathe. I replayed every time like a movie, every word and pause in between. You were twisting the lies that you showed me. It could be me. Hey. It's not that I miss you, 'cause I don't let on. I'm over you and right where I belong.
in between it, like a white box and nothing seen it. I'm lost in a scene when the lights never flow. Afterglow. Afterglow. Oh yeah. I don't know why I still keep you behind. Maybe if I don't, I wouldn't be true with mine. I replay it every time like a movie. Do they know you're not all that you needed? I don't like how you played, how you played me. It's not that you want, right? It's not that I miss you, 'cause I don't at all. I'm over you and right where I belong. But there's something space in between it, like a white box with nothing seen it. I'm lost in a scene when the lights never flow. Afterglow. Afterglow. There's something space in between it. I can't tell if you ever existed. I'm lost in a scene when the lights never flow. Afterglow. I'm afterglow. Oh yeah. Beh, è chiaro che noi cerchiamo sempre di darvi un prodotto diverso da quello delle super radio, dei network importanti, delle radio nazionali più seguite, anche dal punto di vista musicale. Siamo molto, molto originali. Abbiamo sentito prima la canzone Capelli d'Angelo di Marco Galli, dedicata a Paolo Mendico, il 14enne che a settembre si è tolto la vita. Questo è un altro pezzo tosto, forte e che ci porta a parlare tra pochissimo di disabilità. Questo è Afterglow di Osvaldo Supino. Lui arriva da Torremaggiore in provincia di Foggia e canta l'accettazione, quella luce interiore, quel coraggio di ricominciare quando tutto sembra perduto. Pezzo forte, tosto, che si lascia anche ballare. Afterglow di Osvaldo Supino ci porta a salutare il responsabile dell'associazione Abbatti le Barriere, con noi Danilo Bertolucci. Buongiorno Danilo. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori e radioascoltatrici. Grazie per essere con noi e grazie soprattutto per avermi iscritto, perché Danilo ha fatto la cosa più facile che si potesse fare. C'è un numero di WhatsApp, mi ha scritto al 340 67 09 659 dicendo chi è, che cosa chiede e che cosa chiede, e chiede un po' di spazio, chiede di essere ascoltato. È il discorso che facevamo prima, signori. Oggi sono tutti bravi, bravissimi a parlare, ma nessuno ha più voglia di ascoltare, non si ha tempo, non si ha voglia, soprattutto quando si parla di disabilità. Cavolo, ma cosa volete voi disabili? Danilo, cosa sta succedendo? Tu ti occupi di questa associazione Abbatti le Barriere, che opera prevalentemente a Roma, ma non soltanto. Dove stiamo sbagliando? Danilo. Ma guarda Sam, io dico solamente che le istituzioni sono le prime che dovrebbero comunque parlare con il loro collega diversamente abili, ma così non è e continua a non essere così,
perché le istituzioni a noi dicono che noi siamo un peso, ma io dico, ma quale peso? Noi siamo una realtà che dovremmo essere comunque incaricati di metterci in qualche posto fisso. Senti, ma qual è il peso dei disabili? Perché la sensazione che ho io è che voi non fate business, i disabili non fanno business e quindi non vengono presi in considerazione, a differenza di altre categorie, come chi cambia sesso, gay, lesbiche, transessuali, pansessuali. Abbiamo visto che fanno molto business e intorno a loro c'è una voglia di spendere, espandere, di fare squadra incredibile. Perché intorno ai disabili no? Perché non c'è nessuno in carrozzina che faccia un programma televisivo e che semplicemente parli delle sue problematiche in televisione? Sono cose secondo me molto gravi, cioè significa che la società davvero si sta dimenticando di troppa gente e stiamo sbagliando e come? Allora guarda Sam, io dico solo l'altra settimana ho richiamato il Ministero per la Disabilità perché volevo prendere un appuntamento con la Ministra della Disabilità, invece lei non abita a Roma ma abita a Como e i miei colleghi carrozzai di Como e di Varese ci hanno parlato, però parlano, ma poi non fanno niente. Quindi signori, noi siamo una comunicazione molto importante tra la società e la politica e quindi l'appello che facciamo ai politici di destra, di sinistra che ci ascoltano è quello di avvicinarsi di più alle problematiche e di avere un server che funzioni. Che cos'è il server? È un collegamento migliore con la società. Ma ad esempio parlando di Roma, tu sei di Roma, spesso e volentieri fai anche capolino in qualche servizio televisivo. Quali sono le criticità di Roma? Anche qui, dove si sta sbagliando? Cosa non viene portato avanti perché ci sono cose più importanti a quanto pare a cui pensare? Ma guarda Sammy, allora le problematiche da Roma sono tante perché abbiamo i scivoli dei marciapiedi da rifare, ci sono gli elevatori per i disabili che sono fermi, ci sono gli ascensori fermi, è un po' tutta una problematica che questi signori dovrebbero mettere mano al portafoglio e dire ok, collaboriamo insieme, invece questi signori non collaborano per niente, si riempiono la bocca di belle parole ma poi concretamente non hanno mai fatto niente. Quindi capite? La sensazione brutta che si ha quando si è disabile, quando si vive la vita del disabile, di non essere assolutamente ascoltato dalla politica. E in questo caso la cosa più semplice da fare, e capita anche a noi normodotati, è di prendere uno scalino, di prendere dentro in una radice sul marciapiede e di cadere. Capita a noi normodotati, ti immagini a un disabile, a chi usa il bastone, a chi è ancora peggio in carrozzina, non riuscire ad accedere a una metropolitana perché non funziona l'ascensore. Cioè, sono cose banali, signori, ma per chi ha una carrozzina praticamente quello non ci può andare a lavorare, quello non può andare dove doveva andare. Cose che non possono accadere più. E basta, e basta. Roma in particolare, e parlando di barriere architettoniche, come Milano, siamo indietro anni luce. C'è da lavorare come? Sì, ma guarda, tutta Italia è piena di barriere architettoniche e come ripeto, le istituzioni dovrebbero essere le prime a parlare col disabile e dire ok, qual è il problema che avete? Collaboriamo, tiriamo fuori dei soldi per questo e questo. E invece come vediamo dai telegiornali loro parlano solamente del riarmo, ma che state a dire? Certo, è su questo.
E su questo c'è molto da dire, effettivamente. Si stanno spendendo soldi per missili Inutili. quando forse dovremmo pensare un po' di più a casa nostra. E senti, le tue collaborazioni, le tue conoscenze, in questo momento stiamo trasmettendo sui social, la tua pagina Facebook, basta scrivere abbatti le barriere e salta fuori la tua comunicazione, tante collaborazioni con tante associazioni, anche quelle più cattive, ad esempio i nostri amici, e l'abbiamo intervistati, del Disabili Pride, i pirati con rappresentanti tosti e incazzati. Si può fare squadra anche con questi, si deve fare squadra per portare avanti le esigenze dei disabili, o no? Ma guarda, che noi siamo tanti per tutta Italia e combattiamo ogni giorno contro queste problematiche che a me risultano assurde, perché come ripeto e come dico io, essendo un disabile pirata anch'io, la mia disabilità non si vede ma c'è, perché è dovuto al non passaggio dell'ossigeno da quando ero piccolo, ma grazie a Dio non mi ha fatto danni. Certo, e chi è stato molto più sfortunato, ed è proprio a queste persone che noi ci rivolgiamo, non si molla, non ci si arrende, ma soprattutto utilizzate le radio, le televisioni, bussando come ha fatto il nostro Danilo Bertolucci, scrivendo un WhatsApp e rompete le scatole, perché è giusto avere visibilità, è giusto parlare dei nostri problemi quotidiani, non soltanto di alcune categorie che forse vanno più di moda o fanno più spettacolo sul palco. Assolutamente no. Ben vengano i disabili pirati e tutto quello che cerca di muovere un pensiero, anche attraverso la musica, certamente, anche attraverso il ritrovarsi a teatro, eccetera. Partecipate voi, ascoltatori, a questi eventi e a queste manifestazioni e a questi spettacoli, a volte anche semplici spettacoli teatrali in cui si devolve qualche cosa alle associazioni disabili. E Danilo Bertolucci certamente salta fuori semplicemente scrivendo su Facebook abbatti le barriere. Cerchiamo di fare squadra e Danilo, certamente se hai messaggi per la politica, in questo caso di Roma, ma di tutta Italia, fatti tranquillamente avanti, perché qui lo spazio, come ci chiamiamo noi, Radio Libertà, sei sulla radio giusta, direi, ok? Grazie. Allora signori, io dico buongiorno a voi. Io sono Danilo Bertolucci, un pirata disabile, e vorrei fare un appello a tutte le autorità istituzionali e non di abbattere le barriere architettoniche, ovvero stiamo parlando di scivoli, marciapiedi, ascensori, elevatori, qualsiasi cosa che c'è da risolvere, però non mi sta bene la questione che loro con il disabile non ci parlano, perché a noi ci vedono come un peso, invece noi dobbiamo essere una bella risorsa da impiegare dove possiamo essere messi, cioè uffici pubblici, uffici privati, scuole, mense e quant'altro, però loro parlano solo di questo maledetto riarmo. Chiaro. Danilo, per il momento ci fermiamo qui, l'appuntamento è alla prossima. Quando vuoi lo spazio, bussa a Radio Libertà, noi ci siamo, ok? Grazie Sammy, ma dove mi mandi il link dell'intervista? Beh, chiaro, poi la spammiamo ovunque. Ciao Danilo Bertolucci, ciao, responsabile grazie, dell'associazione Abbatti le Barriere. Ci fermiamo, il Qui Parlamento, io torno domattina alle 7:30. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Oggi ci troviamo di fronte a un importante cambio di passo, a nostro avviso. Questo provvedimento che discutiamo non è un semplice adempimento legislativo, ma una vera e propria dichiarazione di sostegno alle imprese del nostro Paese.
Finalmente l'agenda di questo Parlamento ha il coraggio di porre al centro il cuore pulsante e inossidabile della nostra economia, le piccole e medie imprese. Dopo anni di attesa diamo piena e dovuta attuazione all'articolo 18 della legge 180 del 2011. Dobbiamo ricordarlo a tutti, dentro e fuori quest'Aula, le micro, piccole e medie imprese non sono un accessorio, non sono una parte sopportabile della nostra economia, ma sono la spina dorsale dell'Italia. Costituiscono il 95% del totale delle nostre 4,4 milioni di imprese, generano quasi il 40% del prodotto interno lordo. Parliamo di oltre 1.000 miliardi di euro di valore complessivo movimentato. Perciò l'impegno del governo, in particolare il contributo decisivo e costante della Lega, è volto a sbloccare il potenziale di queste realtà, rimuovendo le catene burocratiche e finanziarie che ne frenano la crescita. Ogni misura contenuta in questo disegno di legge non è una spesa per lo Stato, ma un investimento diretto, lungimirante, competitivo, soprattutto in termini di occupazione e che riguarda il futuro positivo del nostro Paese. La nostra concretezza politica si vede fin dal primo fondamentale obiettivo che è stato centrato in questo provvedimento: rompere il fattore dimensionale, l'eccessiva frammentazione che rende estremamente vulnerabili le nostre imprese, esponendole all'aggressività dei mercati internazionali, viene superata introducendo incentivi mirati e dirompenti. Sosteniamo l'aggregazione tramite i contratti di rete, con un regime di sospensione di imposta sugli utili reinvestiti. E qui si afferma l'impronta politica del centrodestra e di nostra iniziativa, poi l'iniziativa della Lega, quella di l'iniziativa e l'estensione ai consorzi stabili della possibilità di partecipare pienamente alle gare d'appalto, potendo far valere cumulativamente i mezzi e l'organico delle singole consorziate. Non un aggiustamento normativo, ma una rivoluzione nell'accesso alla committenza pubblica che alleggerisce i carichi burocratici e apre le porte degli appalti anche alle piccole e medie imprese che hanno il coraggio di aggregarsi. Parallelamente tuteliamo l'eredità del saper fare per salvaguardare il know-how artigianale e industriale, quel patrimonio inestimabile che rischia di perdersi. Abbiamo introdotto la disciplina sperimentale per il trasferimento generazionale protetto, che consente l'accesso anticipato al sistema pensionistico per i dipendenti senior, a parte che questo sia contestuale al subentro giovanile a tempo indeterminato. Allo stesso modo rafforziamo la tutela dei marchi storici, indirizzando con precisione il fondo per il salvataggio all'acquisizione di imprese in difficoltà proprio da parte di queste eccellenze storiche del Made in Italy, impedendo che il nostro patrimonio produttivo venga disperso o, peggio ancora, come accade il più delle volte, svenduto. Signor Presidente, la crescita deve camminare a braccetto con la legalità e la difesa della nostra identità produttiva. Questo è il cuore della nostra battaglia politica, in particolare per i settori che ci rendono unici, l'artigianato e anche l'agricoltura, lasciatemelo dire. In questo senso abbiamo ottenuto una vittoria storica e di civiltà economica con la norma sulla tutela della denominazione di artigianato. Quante volte abbiamo visto l'uso improprio o scorretto dei termini artigianato o artigianità nella pubblicità o sugli scaffali? Da oggi questo finirà. Viene introdotto un divieto netto dell'uso delle denominazioni per chi non è iscritto all'albo provinciale o non produce direttamente il bene o il servizio. Ma la vera svolta che conferisce efficacia alla norma di riferimento è anche la sanzione, che diventa finalmente dissuasiva, pesante, proporzionale. Mettiamo fine alle multe simboliche che erano un costo marginale per i truffatori e ripristiniamo la giustizia competitiva, difendendo il lavoro onesto dei migliaia di veri artigiani italiani. La nostra concretezza si manifesta poi con altrettanta forza nel settore primario. L'ho citato in precedenza, dove rispondiamo a 2 annose richieste che bloccavano i nostri imprenditori agricoli. Grazie al nostro decisivo apporto abbiamo eliminato l'obbligo di stipula
di una polizza specifica per le macchine agricole non immatricolate che operano esclusivamente all'interno dei fondi, sostituendola con una più snella copertura di responsabilità civile, un alleggerimento immediato di costi e soprattutto di burocrazia. E soprattutto consentiamo finalmente ai datori di lavoro e agli autonomi del settore di presentare direttamente all'INPS le istanze di iscrizione, modifica o cessazione, bypassando la farraginosa e inutile procedura della comunicazione unica che per troppo tempo ha rallentato le mani di chi lavora nella nostra terra. Infine affrontiamo i nodi storici della liquidità e della modernizzazione. Agiamo sul riordino dei confidi per rafforzarne il ruolo di garanti cruciali, ma in tema di finanza innovativa compiamo un passo audace, agevoliamo l'accesso al credito anche tramite la cartolarizzazione, estendendola anche ai proventi derivati dalla titolarità di medi mobili non registrati. Pensiamo agli stock di magazzino, una misura che libera liquidità per gli investimenti e soprattutto per la competitività. Sul fronte della legalità digitale abbiamo istituito una disciplina organica per contrastare le cosiddette recensioni online illecite, fondamentale per difendere la reputazione e il lavoro onesto di migliaia e migliaia di operatori turistici. E non dimentichiamo infine la sicurezza nel settore della formazione, soprattutto nel settore anche qui della sicurezza. La modernità entra in campo, riconoscendo l'uso delle tecnologie immersive nell'addestramento dei lavoratori, garantendo al contempo la tracciabilità formale delle attività. L'innovazione non deve mai essere nemica della sicurezza. Questo disegno di legge è la prova tangibile di un impegno che trasforma le istanze delle categorie produttive in norme efficaci, con l'efficace tutela dell'artigianato, la semplificazione per l'agricoltura, la valorizzazione dei consorzi. E qui come Lega noi confermiamo di essere vicini all'economia reale dei nostri territori. Questo governo è al fianco delle micro, piccole e medie imprese, non come ho sentito in precedenza. E io qui voglio ringraziare, che ha agito per conto e nome del governo, il sottosegretario Massimo Bitonci, perché è stato paziente in commissione, più volte abbiamo rallentato i lavori per esaminare con cura ogni singolo emendamento e anche sugli ordini del giorno. Voglio ringraziare il presidente Luca De Carlo per il tempo che ha lasciato alla commissione di lavorare, i relatori Cantalamessa e Pogliese per il loro impegno, e per tutti questi motivi e per l'impegno profuso in ogni singola misura che garantisce maggiore semplicità amministrativa, lealtà competitiva, crescita, esprimo il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier al disegno di legge. Io voglio chiudere con una citazione di Enrico Mattei: l'impresa è un atto di coraggio e di fiducia nel futuro e lo Stato ha il dovere di essere al suo fianco per garantire la crescita e lo sviluppo del Paese e il benessere di tutti gli italiani. Viva tutti i nostri artigiani! Grazie Presidente. Qui Parlamento. Avete ascoltato Potere al Popolo.